Intimidazioni, estorsioni, violenze, minacce anche di morte. Una storia che va avanti dal 2018. Decine e decine di denunce presentate ai carabinieri della stazione di Rosà. Lunghe e complicate indagini che hanno portato all'arresto di 9 persone di etnia rom. 3 sono in carcere, altre 6 ai domiciliari. Sono accusati di associazione per delinquere. Nel loro mirino era finita una famiglia di connazionali residente a Rosà che negli anni è stata costretta a pagare oltre 100.000 euro, un vero e proprio pizzo per poter rimanere e lavorare sul territorio rosatese. Questa associazione intimoriva, minacciava le famiglie che erano appunto in contrapposizione e in questo modo riusciva a tenerle, diciamo così, in uno stato di apprensione e di paura. Un'associazione dove ognuno conosceva esattamente il proprio ruolo, erano consapevoli di quello che dovevano fare all'interno dell'associazione. Abbiamo visto che c'era un capo, ma anche più capi, e poi c'erano via via i luogotenenti e poi gli esecutori materiali, diciamo così, i soldati. Le minacce viaggiavano anche sul web, con live realizzati dai capi del clan e visibili dall'intera comunità, centinaia di video tradotti e analizzati dai militari. La difficoltà è stata anche questa, monitorare tutti i social e carpire i video per poi procedere a traduzione. L'indagine, coordinata dalla Procura di Vicenza, non è ancora conclusa. Le ordinanze, come abbiamo detto, sono qualcuna di più. Chi manca all'appello lo stiamo ricercando, sia sul territorio nazionale che appunto internazionale.